Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Giovane calciatore pestato dal branco a Mondello per uno sguardo di troppo, l'appello del padre, me lo stavano ammazzando. Diminuisce l'attività sull'Etna e riapre l'aeroporto di Catania, ma ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Messaggio con una croce recapitato alla sorella di Nitto Santa Paola, oggi svelato alla Città dei Ragazzi il murale dedicato ai 4 picciriddi uccisi 50 anni fa per volere del boss. Dalle richieste di denaro durante la sagra dell'agricoltura agli appalti pubblici, terremoto giudiziario al comune di Sommatino in provincia di Caltanissetta, 6 misure cautelari, fra cui il sindaco dimissionario. 16 migranti, tutti minorenni, salvati da un peschereccio di Acireale, un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone. Così la diocesi di Acireale ha voluto ringraziare i marinai. Diventa virale sui social l'ira degli automobilisti bloccati nel traffico di Palermo. Ma quanto devono durare questi cantieri? Calcio, Catania e Allegretto, vicini al rinnovo contrattuale, trattativa ben avviata con il terzino Guerra del Crotone. Diminuisce l'eruzione sull'Etna e dopo alcuni giorni di chiusura e caos riapre l'aeroporto di Catania, ne parleremo tra poco, ma partiamo con la cronaca. A Mondello un giovane calciatore è stato picchiato per uno sguardo di troppo. Il padre racconta tutto in un video, me lo stavano ammazzando. Sentiamo Marco Gullà. Uno sguardo di troppo e nel giro di pochi secondi scatta l'aggressione, pugni, calci e anche colpi con un tirapugni. Un giovane di 18 anni, calciatore della Parmaval, ieri è stato selvaggiamente picchiato da altri 3 coetanei nella zona dell'ex baretto a Mondello. Gli aggressori avrebbero prima provocato la vittima chiedendogli conto del suo sguardo, per poi passare rapidamente alle mani con una violenza brutale. Riceviamo la videodenuncia del padre, provato e scosso per quanto successo. Me lo stavano ammazzando. E vado da mio figlio correndo come un pazzo e trovo mio figlio tutto pieno di sangue in faccia. Scusate, con il sopracciglio spaccato, tutto sangue che ci correva, è tutto trasformato in faccia. Le conseguenze dell'impatto sono state devastanti, lasciando sul volto del ragazzo vistose e gravi fratture facciali scomposte. Aveva il tirapugni nella zampa, o nella zampa come i cani sono megghinati, nelle mani, e gli dà una cazzottata, facendoci danni facciali con zigomo, mascella e orbita. Il giovane probabilmente dovrà essere operato. E come dicevamo nei titoli, diminuisce l'attività sull'Etna, ha riaperto l'aeroporto di Catania. Andiamo subito a vedere con Roberta Lunghi che è per noi all'aeroporto Vincenzo Bellini. Sentiamo Roberta. Grazie Lorena, ore 10:30 la comunicazione che l'aeroporto si rendeva nuovamente operativo, voli in arrivo e voli in partenza. Naturalmente questo non ha significato certamente un ritorno immediato alla normalità, progressivamente si potrà rischedulare quello che poi è il quadro dei voli in partenza e in arrivo. Al momento i cancellati e i dirottati della mattina sono rimasti tali. Noi cominciamo con le nostre immagini, proprio da qui lo facciamo vedere. Al bancone 27 e 28 c'è da qualche minuto una discussione, mettiamola così, con un gruppo in partenza per Casablanca. Air Maroc, e qui il ruolo delle compagnie aeree è fondamentale per il ripristino della normalità. Ci sono stati momenti un po' difficili perché queste persone sono qui praticamente da ieri, hanno dormito in aeroporto, bambini che si sono ritrovati appunto per terra, quindi hanno, come
dire, in qualche momento perso la pazienza, ma tutto è stato ripristinato dagli operatori della SAC che stanno in questo momento tra l'altro fornendo loro delle spiegazioni e anche dei pasti. Questo, diciamo, è da segnalare l'unico momento un po' difficile della mattinata che si svolge tra persone che si avvicinano al tabellone e altre invece che sono pronte a partire, per esempio con Air Canada. Chiediamo, stanno guardando il tabellone, lei parte o no? Non lo sappiamo, aspettiamo. Che volo è il suo? Bucarest. Per Bucarest ancora non ci sono comunicazioni? No, aspettiamo, stiamo aspettando. Quale compagnia aerea? Wizz Air. E non ha comunicato nulla? No, ancora no. Quando dovevate partire? 4:40. 4:40. Allora, la situazione è decisamente particolare per quelli che ancora aspettano, ma sarà nel pomeriggio ipoteticamente tutto più semplice. Abbiamo sentito oggi proprio la presidente di SAC, Anna Quattrone, che ci ha spiegato un po' l'evoluzione di questa giornata al Vincenzo Bellini di Catania. Allora, per fortuna tutti i servizi sono stati ripristinati, quindi nell'arco di qualche ora, diciamo, la tempistica necessaria per ripristinare completamente e riprendere le attività di volo sarà necessario, sì, infatti, un paio d'ore per poter ripristinare. Ovviamente è una fase di assoluta emergenza dove io mi permetto di ringraziare in questa occasione i passeggeri che con pazienza stanno vivendo queste ore. Noi stiamo dando tutto il supporto necessario, nonostante è chiaro che la competenza di questo è di ENAC, di ENAV, in base pure alle indicazioni che ci danno la Protezione Civile e tutti gli enti coinvolti. Per noi la sicurezza non è un dato negoziabile, quindi è chiaro che per noi priorità assoluta la sicurezza, consapevoli che i disagi sono tanti, cerchiamo di gestirli nel migliore dei modi. E mentre si chiama il volo per Bruxelles, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Roberta, quindi abbiamo visto che l'aeroporto sta tornando lentamente alla normalità e questo accade perché l'eruzione sull'Etna sta diminuendo e quindi anche l'emissione di cenere, restano i divieti per i turisti in quota, un'eruzione come ci racconta Luca Ciliberti che ha già regalato un fenomeno rarissimo. Sentiamolo. A quota 2900 metri il respiro del vulcano si percepisce distintamente. Da qui in alto si vede bene cosa stia accadendo. La colonna di cenere fuoriuscita dal cratere voragine si è ridotta drasticamente e l'attività stromboliana cominciata 2 giorni fa è in fase di decremento, tanto da spingere i tecnici dell'INGV di Catania a ridurre l'allerta da rossa ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia nei condotti magmatici dell'Etna, resta ancora su valori medio-alti, a testimonianza che l'eruzione è ancora viva e in evoluzione. Sta continuando l'attività stromboliana al cratere voragine, che è stato il protagonista di quest'ultima eruzione, che prima con una colata di lava e adesso con l'attività esplosiva sta mostrando tutta la sua forza e la sua normale attività. Per gli esperti che studiano e monitorano il vulcano, in questi giorni è accaduto un fenomeno rarissimo. La lava prodotta dal cratere voragine finisce dentro la bocca del cratere di nord-est senza riempire il suo condotto e quindi, almeno per adesso, senza tapparlo. 30 anni fa è avvenuto l'esatto contrario, cioè la lava dal cratere di nord-est veniva inghiottita dalla bocca della voragine e dal suo sottostante condotto senza mai riuscire a riempire. È un fenomeno eccezionale, bellissimo, che sta in questo momento attirando la nostra attenzione, è davvero unico. L'Etna resta sempre un'attrazione irrinunciabile per i tanti turisti che anche oggi, nella speranza di vedere l'eruzione, si sono spinti fino a quota 2500 metri, dove al momento sono in vigore i divieti delle autorità. Oltre, infatti, significherebbe entrare in area rossa. Speravamo di vedere un po' di lava, però purtroppo non ci ha permesso salire, per ovvie ragioni. Si innamorano di Sicilia, di vulcano Etna, si innamorano sì. Belle. E chiudiamo questa pagina dedicata all'eruzione sull'Etna, disagi all'aeroporto che speriamo piano piano siano del tutto finiti. Passiamo ancora alla cronaca. Un cilindretto di carta con una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella di Nitto, lo storico capo mafia morto recentemente. La donna è anche madre di Aldo Ercolano, che è in carcere ed è ritenuto il braccio destro e alter ego del
dello zio. Il messaggio, forse di sfida, è stato trovato dai condomini che hanno chiamato la polizia. Le immagini che avete visto si riferivano invece a delle cartoline anti-racket diffuse a Palermo. Ma restiamo a Catania, dove a San Cristoforo la festa della città dei ragazzi, il ricordo di 4 picciriddi uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro è dedicato un murale come segno di speranza per i bambini del quartiere. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Scacco, coordinata dalla procura nissena, che ipotizza un presunto sistema di concussioni, corruzione e appalti pilotati all'interno dell'ente. Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex sindaco Salvatore Letizia e l'imprenditore Diego Caramazza. Per altri 4 indagati sono state disposte misure interdittive. Il giudice ha inoltre riconosciuto gravi indizi anche nei confronti dell'ex vice sindaca e dell'ex assessore al turismo per un'ipotesi di concussione senza applicare misure cautelari, perché nel frattempo si erano dimessi. Secondo l'accusa, durante la sagra dell'agricoltura gli amministratori avrebbero chiesto denaro agli espositori, tra i 40 e i 150 euro al giorno, per garantire l'allaccio dell'energia elettrica, mentre in un caso un ristoratore sarebbe stato costretto a offrire pasti gratuiti. L'indagine avrebbe inoltre fatto emergere presunte tangenti per pilotare appalti pubblici, tra cui quelli per un asilo nido, il consolidamento del costone Sant'Anna e gli interventi alla Villa Garibaldi. L'inchiesta è nata dopo l'attentato del maggio 2024 ai danni dell'allora sindaco ed è stata sviluppata con intercettazioni, videosorveglianza e attività investigative dei carabinieri. È stata ammessa alla giustizia riparativa Martina Patti, la giovane donna che nel luglio di 2 anni fa a Mascalucia ha ucciso a coltellate la figlia Elena di quasi 5 anni. Si tratta di un percorso che consente di riparare il danno e favorire il reinserimento sociale. In questo caso, per il mancato consenso dei familiari della bambina, Martina Patti, già condannata in primo grado a 30 anni, incontrerà una vittima così dire surrogata con cui affrontare le sue responsabilità. 16 migranti, tutti minorenni, salvati da un peschereccio di Acireale. Un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone. Ha ringraziato i marinai la diocesi di Acireale. Eccole le immagini del salvataggio. Sono 16, sono migranti e sono tutti minorenni, sono stati tratti in salvo dal peschereccio Mattias di Acireale, che durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta ha prestato il primo soccorso all'imbarcazione in difficoltà, rimanendo sul posto fino all'arrivo della Guardia Costiera. Un gesto che conferma il profondo senso di responsabilità e di solidarietà che da sempre caratterizza la gente di mare di Santa Maria la Scala, sottolineano dalla diocesi. Lo scorso 4 luglio Papa Leone a Lampedusa, nel suo celebre discorso attraverso la parabola del buon samaritano, in modo particolare i 2 verbi vide, nebbe, compassione, ha richiamato la cristianità ad aprire il proprio cuore. Così i pescatori di Santa Maria la Scala hanno mostrato un tratto di grande apertura d'animo, prestando soccorso a questi migranti che attraversavano il mare ed erano in pericolo di vita. Il peschereccio in mare da aprile rientrerà in Sicilia alla fine di agosto. Un gesto prima di tutto umano, oltre che marittimo. La gente di mare solitamente tende ad aiutarsi quando più possibile, quindi come dire, è un gesto normale, ecco. E la storica visita di Papa Leone a Lampedusa sarà l'argomento del Focus di oggi, non dalle 14.30 su Telecolor. Adelaide Barbagallo e Michele Cucuzza commenteranno assieme all'arcivescovo di Acireale e direttore della CESI, Monsignor Raspanti, il messaggio del pontefice, i suoi forti moniti e le diverse voci raccolte durante la diretta da Lampedusa. Appuntamento su Telecolor alle 14.30 dopo il TG, i vostri messaggi e la linea WhatsApp 342 745 5005. Adesso siamo in grado di vedere il servizio sul murale inaugurato stamattina alla città dei ragazzi. L'associazione di San Cristoforo è dedicata ai 4 ragazzini uccisi a Catania 50 anni fa. Giusy Lazzara.
Una città dove vorrebbero vivere tutti, piccoli e grandi. A Catania, la città dei ragazzi, è uno spazio aperto nel cuore di San Cristoforo, dove si gioca, si impara, si scoprono talenti a qualsiasi età. Più di 100 i bambini ogni giorno, ma anche i ragazzi del carcere minorile in prova, che sperimentano una rinascita. L'allarme criminalità giovanile lo ha lanciato la Commissione regionale antimafia, che segnala 42 piazze di spaccio solo a Catania. Il 50% dei reati dei ragazzi all'interno degli istituti minorili è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Purtroppo la criminalità organizzata dà riconoscimento ai ragazzi, dare ai ragazzi delle armi diverse. Le armi sono quelle della cultura, quelle della formazione. Oggi la festa in memoria dei 4 picciriddi uccisi 50 anni fa dalla mafia. A loro è dedicato il murale sulla parete del centro. Se erano tipo ancora qui facevano un sacco di cose belle, pensavo, però poi purtroppo sono morti. Si inaugura anche il muro del piatto. Sono più di 1000 i pezzi realizzati dai bambini e adulti che hanno voluto raccontare a loro modo il quartiere. Dare un futuro diverso, delle opportunità ai bambini di questo quartiere per diventare qualcosa di meglio, appunto, magari dei loro genitori. Fitta la rete di associazioni che hanno aderito al patto educativo territoriale di sviluppo per San Cristoforo, che rappresentano un segno concreto di speranza contro la malavita. Centinaia di cartoline adesive rivolte ai boss scarcerati sono comparse stamani nel quartiere Uditore Passo di Riga 1 a Palermo. Bentornati, diceva la scritta, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati, tuttavia se provate a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e tornerete in carcere. Gli adesivi sono stati affissi in piazza, sui pali della luce e un po' dovunque. E c'è stato un altro incidente stradale mortale in viale Epipoli a Siracusa. Nello scontro tra moto e bici è morto un centauro, grave il ciclista. Sentiamo Francesco Aloi. La chiazza di sangue sull'asfalto in viale Epipoli è ancora visibile. È qui che nella notte un 48enne ha perso la vita. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con un ciclista, adesso ricoverato in gravi condizioni all'Umberto I. Entrambi pare fossero diretti a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Meno di un mese fa, sempre in questa strada, c'era stato un altro incidente mortale che ha portato via il 15enne Davis, una promessa della danza, mentre era in scooter con un amico. Un'arteria di collegamento tra le zone centrali e la parte più a nord della città, che sta diventando sempre più pericolosa. Chi guida chiede controlli e, perché no, anche gli autovelox. In effetti qui si corre molto e le conferme arrivano da chi percorre questa strada. Sì, è una strada che si corre, secondo me dovrebbero mettere un segnalatore di velocità, un controllo in più, qualche cosa con le telecamere che possono videosorvegliare la strada. Perché sennò così è un massacro. Ma per l'esatta dinamica dell'ultimo tragico incidente bisognerà aspettare la relazione della polizia municipale, mentre le strade siracusane continuano a macchiarsi di sangue. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare dell'ira degli automobilisti palermitani e poi ristoranti chiusi a Catania per la presenza di blatte. A tra poco. Un gruppo social per superare con qualche aiutino l'esame di maturità. L'ideatrice, una giovane di 22 anni residente in provincia di Messina, è stata denunciata dalla procura di Trieste. 2 giorni prima delle prove scritte la polizia informatica aveva scoperto e bloccato il suo canale Maturità 2026 che contava quasi 3.000 iscritti, suddiviso per argomento, indirizzo scolastico e finalizzato appunto a fornire furtivamente informazioni per affrontare l'esame. Palermo strozzata dai cantieri, diventa virale l'ira degli automobilisti rimasti in coda per ore. Marco Gullà. Io voglio sapere solo una cosa, all'amministrazione, a tutto quello che stanno facendo, ma quanto deve durare
fare sto cantiere ancora? Qui siamo in via Ernesto Basile a Palermo e quello che avete appena ascoltato è lo sfogo di un automobilista bloccato nel traffico cittadino. Una situazione che in questi giorni riguarda molti. Ai disagi lungo questa strada si aggiungono i cantieri aperti a Piazza Indipendenza e sul Ponte Corleone, due snodi fondamentali della viabilità cittadina. Lavori necessari, soprattutto quelli sul ponte più discusso di Palermo, destinati a consentirne il raddoppio e in futuro a rendere più scorrevole il traffico. Ma per il momento la situazione è quella che vedete. Qui siamo sul Ponte Corleone, anche mezz'ora per percorrere alcune centinaia di metri, traffico congestionato. Ore trascorse in coda con automobilisti costretti ad armarsi di pazienza. Succede anche a Piazza Indipendenza, dove sono in corso interventi sulla rete elettrica. Noi palermitani vogliamo soltanto sapere la data di scadenza di di bordello. Purtroppo no, perché i cantieri si sa quando iniziano, ma mai quando finiscono. E allora il consiglio è uno solo: tanta pazienza, aria condizionata accesa e una buona colonna sonora per rendere l'attesa un po' più sopportabile. Gravi carenze igienico-sanitarie, lavoratori in nero, una situazione desolante quella trovata in due locali del centro storico di Catania dalla task force coordinata dalla polizia. In una trattoria di via Garibaldi gli agenti hanno trovato blatte in cucina, oltre a vari alimenti non idonei al consumo tra pesce e latticini. Il locale è stato chiuso. In un ristorante di piazza Mazzini 5 lavoratori su 6 erano in nero e non era l'unica irregolarità, sono state irrogate maxi sanzioni. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato. E siamo alla pagina del calciomercato, vicino al rinnovo contrattuale con il Catania, il difensore Allegretto, trattativa ben avviata con il terzino Guerra del Crotone. Sentiamo Sergio Colosi. Il difensore Andrea Allegretto, 25 anni, appena svincolato e prossimo alla firma del contratto, rimarrà a Catania. L'accordo è già stato raggiunto grazie alla duplice volontà del ragazzo di vestire ancora la maglia rossa-azzurra e della società di continuare ad assicurarsi nel reparto arretrato un'alternativa valida e giovane, quindi in linea con la nuova politica del club. È stato trasferito a Catania nel gennaio del 2025 dal Picerno, dopo una promozione dalla Serie D e 3 campionati in C. Tanta voglia di tornare in campo anche da parte di Matteo Di Gennaro, messo KO da un lungo infortunio e ora pronto a riprendersi il suo posto. Sempre in tema di difensori aumenta la concorrenza per il catanese di Biancavilla Jonathan Spedalieri, 24 anni, nell'ultimo biennio 71 presenze e 6 gol con il Renate. Prestazioni che hanno suscitato l'interesse, oltre che del club di Pelligra, di Bari, Carrarese e Vicenze negli ultimi giorni dello Spezia di Angelozzi. La volontà di Spedalieri di vestire il rossazzurro potrebbe fare la differenza. A buon punto la trattativa con il terzino Walter Guerra, uomo di Longo che l'ha avuto sia a Crotone che a Picerno. Guerra quest'anno ha disputato 23 partite in Calabria, dopo 6 campionati in Lucania, dove è stato compagno di squadra di Allegretto. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla puntata di oggi di Sicilia 24 Focus dedicata alla recente visita del Papa a Lampedusa. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.